tempi di attesa lunghi, difficoltà nel ricevere risposte, procedure complesse. Questi sono solo alcuni dei problemi delle case di comunità in Veneto. Finanziate con i fondi del PNRR, le strutture sociosanitarie dovevano rendere più efficiente la sanità territoriale, garantendo risposte tempestive ai cittadini con un'equipe multidisciplinare. Ad oggi è stato stipulato un accordo solamente con i medici di medicina generale, riducendo le case di comunità ad un semplice filtro dei pronti soccorso. Per il sindacato CGIL Veneto servono punti unici di accesso funzionanti, servizi attivi e accessibili, strumenti diagnostici e personale adeguato. Dovrebbero essere coinvolte più figure professionali a partire dai medici di medicina generale per avere poi infermieri, operatori sociosanitari, amministrativi, psicologi. In realtà siamo ad un accordo davvero molto povero con i medici di medicina generale che dovrebbero garantire una presenza di 24 ore e invece su base volontaria e una volontarietà anche revocabile danno una disponibilità, laddove la danno, di non più sostanzialmente di 4 ore alla settimana. Le pesanti carenze rischiano di scoraggiare l'accesso ai servizi e a subirne gli effetti negativi sono i principali destinatari delle case di comunità. Pensionati, persone con fragilità, ma soprattutto anziani. Sono quelli che fanno più fatica ad accedere al servizio e che scelgono alla fine la via del pronto soccorso. C'è proprio la mancanza di pianificazione, perché le case di comunità di fatto sono nate 4 anni fa, dovevano prevedere personale in maniera consistente. Per fare un esempio, si va in Veneto e sono dati della regione, dagli 800 ai 1200 infermieri, solo per fare alcuni esempi, e in realtà noi sappiamo che c'è carenza di questo personale, c'è carenza di medici, c'è carenza di infermieri, c'è carenza di operatori. Quindi è evidente che, darsi degli obiettivi e sapere già in partenza di non poterli realizzare non va bene. Alla luce di questo, CGIL Veneto e SPI-CGIL Veneto annunciano l'avvio di un monitoraggio capillare su tutte le case di comunità presenti nei territori per valutare concretamente lo stato di accessibilità, i servizi attivi e la reale capacità di presa in carico. La cosa che faremo è verificare nelle varie case della comunità, al di là delle dichiarazioni ufficiali, cosa c'è e cosa non c'è. Quali sono i servizi che ci sono, che magari c'erano anche prima, e quali invece sono i servizi che non ci sono, a cominciare appunto dalla presenza dei medici di medicina generale e dei medici specialisti.